Amici sportivi degli Atletici, un saluto da Enrico Pigato dallo Stadio Mercante di Bassano. Oggi i giallorossi sono costretti a vincere dopo le due sconfitte ottenute a Casale e Savona. C'è bisogno di punti per restare agganciati alla zona playoff. Ricordiamo, il Bassano attualmente ricopre la sesta posizione, cioè l'ultima valida per ingresso ai playoff. Dietro corrono Monza a un solo punto di distacco, un Monza che tra l'altro sta aspettando la notifica della commissione disciplinare che dovrebbe restituire 4 punti per la questione calcio scommesse, visto che i giocatori del Monza sono stati scagionati. Quindi un Monza che potrebbe balzare sopra il Bassano e mettere fuori definitivamente i giallorossi dalla corsa playoff. L'obbligo di fare punti oggi induce il mister Rastelli a puntare sull'esperienza dei suoi, quindi si gioca il terzo jolly che gli permette di lasciare gli under in panchina e schierare la miglior formazione con più esperienza in campo. L'unico under sarà Enrico Zanella al centro della difesa. La prima azione della partita è degli ospiti, che vede con un lancio lungo cercare Serafini, ma Cano esce e anticipa l'attaccante bianco-azzurro. Risponde subito il Bassano, al quarto minuto è Emanuele Berrettoni ad avere la palla buona, calcia bene di destra ma la difesa sventa l'azione. Ancora Bassano in avanti, Daniele Ferretti sulla destra produce una bellissima azione, mette un cross in mezzo, Longobardi viene anticipato all'ultimo dal portiere Sala. Azione fotocopia all'11° che vede il portiere della Proparte anticipare sul cross di Berrettoni, Longobardi in uscita. Sul corner successivo ancora il numero 9 giallo-rosso Longobardi arriva di testa ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. In questa fase di gioco c'è poca Propatria, l'unica azione degna di nota è questo calcio d'angolo che il numero 5 Nossa spedisce malamente lontano dalla porta di Cano. Al 25° Daniele Ferretti recupera una palla da un errato disimpegno e la mette in mezzo, ma Sala si salva in calcio d'angolo. 29° da punizione di Berrettoni, Correa colpo di testa e palla di pochissimo sopra la traversa. Al 37° la Propatria si produce in un pericolosissimo contropiede 3 contro 1, Enrico Zanella da solo riesce a contrastare Bruccini, con l'aiuto poi di Berrettoni il Bassano si salva. L'ultima azione del primo tempo vede Daniele Ferretti da 25 metri calciare un gran sinistro che si spegne di poco sul fondo. Con le immagini passiamo ora al secondo tempo. Al primo minuto grandissima occasione Propatria, Cozzolino entra bene in area, calcia un gran destro che si spegne di pochissimo al lato. Un minuto più tardi la Propatria si produce in un pericolosissimo contropiede, una Propatria che sembra scesa in campo con un altro piglio rispetto al primo tempo. Giannone vede Bruccioni che dalla destra calcia bene, ma Cano compie un vero e proprio miracolo mettendo in calcio d'angolo. Dal corner successivo esce un'altra grande occasione per Propatria, Serafini stacca imperioso di testa ma la palla termina alta sopra la traversa. Un minuto dopo ci prova anche Artaria, ma la palla potente finisce lontana dai pali difesi da Andrea Cano. Il Bassano non ci sta e si ributta subito avanti, grandissima occasione al quinto con Berrettoni che butta in mezzo e Longobardi anticipato ancora una volta da Sala. Al nono Correa vede bene Berrettoni che dal limite dell'area calcia di destro, male, la palla esce. 11°, altra bella azione dalla sinistra, Lucas Correa pesca al centro dell'area Marcelo Matteos che non riesce a imprimere forza alla palla, Sala blocca facilmente. 14°, Capitan Basso, grandissima apertura per Emanuele Berrettoni sulla sinistra, alza la testa, vede Lucas Correa al limite dell'area, calcia di sinistro, palo pieno e Marcelo Matteos non riesce a fare il tapin vincente, Bassano sfortunato. Un minuto più tardi contropiede Bassano, ma Longobardi tentenne un attimo di troppo e la difesa della Propatria recupera. Al 29°, gran colpo di testa di Cozzolino, ma il guardalinea segnala posizione di fuorigioco. 30°, bellissima apertura di Berrettoni per Ferretti che da dentro l'area calcia di sinistra e la palla esce di pochissimo alla destra del portiere Sala, mani sui capelli per Daniele Ferretti, oggi vera spina nel fianco della Propatria. 38°, calcio d'angolo Bassano, Tommy Maestraglio salta bene di testa, anticipa il portiere Sala in uscita ma la palla esce di un niente, sfortunato il numero 17 subentrato a Longobardi. 41°, punizione Propatria, Bruccini calcia bene, Cano si distende e para sull'angolino.
Al terzo minuto di recupero, Daniele Ferretti da 20 metri calcia un gran sinistro che il portiere Sala non riesce a trattenere, la palla termina in calcio d'angolo. Ma il corner successivo è sprecato malamente dal Bassano e qui l'arbitro fischia la fine dell'incontro. Termina con uno 0-0 alla 32esima giornata di campionato, il Bassano quindi non riesce a superare la Pro-Patria, come avete visto dalle immagini, molte occasioni da gol, un Bassano che ha preso pali, ha fatto ottime giocate ma non è riuscita a insaccare il gol della vittoria. La Pro-Patria invece con questo pareggio e per effetto degli altri risultati si trova a un solo punto dalla promozione matematica che potrebbe arrivare domenica prossima in casa contro il Monza. Ancora una volta invece i 3 punti del Bassano si fermano sui pali, infatti Correa ha avuto l'occasione per sbloccare la partita, Ferretti un'altra grande occasione che non è andata a segno, un Bassano insomma che trova molta sfortuna pur producendo belle prestazioni. Adesso ci sarà da fare i 3 punti a Forlì, ricordiamolo, in esterna il Bassano ha vinto solamente 4 volte, quindi ci sarà veramente bisogno di trovare le energie e gli spunti giusti per vincere e restare agganciati alla zona playoff. Oggi risultati ancora una volta favorevoli al Bassano, un Bassano che non sa sfruttare queste occasioni, tutto rimandato quindi alla settimana prossima. Mister Claudio Rastelli, un Bassano che le ha provate tutte e alla fine si porta a casa un solo punto. Sì, hai detto bene, le abbiamo provate tutte per vincere questa partita, abbiamo fatto una buona gara contro un'ottima squadra che devo fare i complimenti perché hanno vinto il campionato in maniera matematica. Sapevamo che era difficile, sapevamo che dovevamo cercare di sfruttare quelle poche occasioni che ci capitavano. Anche oggi il pizzico di fortuna non ha girato verso la nostra parte e abbiamo pareggiato questa partita, però abbiamo fatto quello che dovevamo fare e questo è l'importante. L'obiettivo era quello di vincere 3 partite su 3, ora ne mancano solo 2, sarà fondamentale vincere domenica prossima a Forlì. Vedendo i risultati sarà importante prima di tutto non perdere, perché ormai ce la giocheremo noi e il Monza per il quinto e sesto posto, per cui dobbiamo vedere di andare a fare il massimo come è nelle nostre possibilità ogni partita, come era stato oggi, considerando sempre che davanti ci sono gli avversari, agguerriti come oggi, forti come quelli di oggi, però anche oggi contro la prima della classe abbiamo dimostrato che siamo forse simili come forza di collettivo. È un peccato perché ancora una volta i 3 punti rimangono appesi a un palo, quel fatidico palo di Correa. Non è un periodo fortunato, ormai sono 3 consecutivi, non considerando quelli di Bellaria che potrebbero aver fatto girare la stagione in maniera differente. Dobbiamo sapere accettare tutto, dobbiamo sapere accettare anche questo pizzico di sfortuna, ma consapevoli di giocare come oggi, con motivazioni giuste, con l'attenzione giusta, con la concentrazione giusta e la cattiveria che ci vuole in queste partite. Possiamo dire che l'unica nota positiva, se la può considerare, è quella che il gruppo c'è ancora da tanto, da tutto, quindi manca proprio un po' di fortuna in più. Insomma. Sì, ma io non avevo dubbi che questa squadra, come ho detto anche in settimana, questa squadra è formata da uomini veri, non soltanto giocatori. E questi uomini sono attaccati tantissimo alla società in primis e poi ai tifosi e alla città di Bassano. E ha dato sempre tutto, al di là che qualche volta possa aver steccato una partita, però è sempre uscita dando il massimo che poteva in quei momenti. Per cui io credo che vadano apprezzati per quello che stanno facendo, per quello che mettono in campo ogni partita. Daniele Ferretti, un'altra grande prestazione del Bassano e ancora una volta bisogna fare i conti con la sfortuna. Sì, abbiamo fatto una grande prestazione contro una grande squadra, perché la Pro Patria ha dimostrato in tutto il campionato di essere veramente una grande squadra, quindi merito a noi della prestazione, merito alla squadra. Peccato perché comunque sia abbiamo avuto diverse occasioni per vincerla e invece rimane solo il punticino, che però ci permette di guardare in futuro con grande fiducia. Hai detto bene, avete creato molte occasioni da gol, tra l'altro tu stesso ne hai avuto un paio, sei stato spina nel fianco per tutta la partita della Pro Patria. Sì, è stato un peccato appunto perché i miei compagni mi hanno messo in condizione di poter fare gol e per un pizzico di non so che cosa non ci sono riuscito. Diciamo che almeno la nota positiva è che gli altri campi hanno dato risultati ancora una volta favorevoli al Bassano. Domenica prossima però bisogna abbassare la testa e andare. Sì, sappiamo che comunque sia giochiamo contro una buona squadra perché il Forlì ha dimostrato anche all'andata di essere una buona squadra, quindi
dobbiamo essere concentrati, attenti e fare un'altra ottima prestazione come quella di oggi. Mister Aldo Filicano oggi la Propati ha fatto vedere il valore di questa squadra, ha fatto vedere anche che è lì perché se lo merita, una grande partita. Sono d'accordo, abbiamo dimostrato una certa maturità, una maturità di squadra da prima della classe che è prossima in queste 2 partite a cambiare categoria e siamo stati bravi affrontando una squadra molto forte che in casa ultimamente aveva veramente battuto tutti e che ci ha messo in difficoltà, che ha tentato di vincere, però la squadra non si è disunita, ha reagito, abbiamo fatto un inizio del secondo tempo secondo me notevole dove abbiamo avuto 3 situazioni. Il pareggio ritengo sia giusto, premia sicuramente 2 buone squadre e con i risultati che ci sono stati credo sia il Bassano che noi abbiamo chance di arrivare agli rispettivi obiettivi, cioè noi di andare su e il Bassano di disputare i playoff, dove secondo me, faccio una piccola parentesi, se la giocherà credo col Venezia per andare comunque in categoria superiore. Possiamo dire che l'unico rammarico è quello di non aver festeggiato oggi la promozione diretta. Assolutamente sì, però sapevo bene che insomma, vincere qui sarebbe stato difficile, siamo anche andati vicino, però i risultati degli altri campi ci hanno dato una mano notevole, per cui se saremo bravi domenica credo che potremo festeggiare in casa nostra, quindi anche davanti al nostro pubblico, per cui insomma, accettiamo questo pareggio veramente di buon grado e ci proiettiamo già a domenica perché insomma dall'inizio dell'anno credo che aspettiamo questo giorno, quindi saremo tutti entusiasti, non dobbiamo perdere la concentrazione, dobbiamo stare attenti perché il Monza che affrontiamo domenica è una squadra ostica. Sì, un Monza tra l'altro che cerca punti per entrare in zona playoff, quindi li avrete veramente dura. Assolutamente sì, chiaramente non ci spaventiamo, credo che anche per il Monza sia dura perché noi non siamo una squadra insomma, facile da battere, però sarà una partita vera, una partita che insomma, a noi può dare la promozione, quindi avremo grandissime motivazioni, grandissime aspettative, ci sarà la città dietro, per cui dovremmo stare tranquilli, non farci prendere né dall'entusiasmo né dalla paura, essere bravi e centrare almeno un pareggio perché un punto credo sia sufficiente anche matematicamente per andare su. Davide Cartelli, sul tuo corpo i segni di questa battaglia, una partita combattuta fino all'ultimo. Sì, è stata una partita combattuta contro un'ottima squadra, però penso che anche oggi abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo provato a vincerla in tutti i modi, però non ci siamo riusciti contro la prima in classifica, penso meritatamente di questo campionato, però c'è un po' di rammarico perché anche oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, però non siamo riusciti a fare il risultato pieno. Avete sfoderato una grande prestazione, c'è da dire che ancora una volta la sfortuna si mette davanti e non si riesce a vincere. Sì, ci sta girando un pochino male, soprattutto nelle ultime 2 partite, però speriamo giri in fretta questa pagina del campionato. Abbiamo ancora 2 partite davanti, proviamo a fare il risultato massimo e poi alla fine vediamo cosa siamo riusciti a fare. Fortunatamente gli altri risultati sono positivi, il Castiglione ha perso, quindi insomma qualcosa comunque si è recuperato. Sì, è un campionato penso abbastanza strano perché un mese e mezzo fa sembrava già finito, 3 settimane fa sembrava riaperto per qualcun altro, oggi invece risultati strani un'altra volta, però mancano 2 partite, le facciamo al massimo come sempre. Per quanto riguarda la partita di oggi, la preparate a squadra tostissima, l'avevate preparata in questo modo la partita? Sì, ci aspettavamo di trovare di fronte un'ottima squadra, l'avevamo preparata bene, penso si sia visto in campo perché ce la siamo giocata ad armi pari e abbiamo fatto un'ottima partita, secondo me. Qualche occasione un po' di sfortuna, qualche occasione un po' di imprecisione, però insomma, giocavamo contro i primi, penso che abbiamo fatto una partita all'altezza. Non penso di aver visto una grossa differenza di valori tra noi e loro, questo penso aumenta il rammarico che c'è nel spogliatoio.